Crack Popolari Venete. I primi rimborsi potrebbero arrivare con l'anno nuovo. Tra circa un mese infatti dovrebbe insediarsi la commissione tecnica incaricata di valutare le richieste, dopodiché i soci avranno 180 giorni di tempo per presentare la domanda attraverso il portale Consap. Mentre i rimborsi proseguono per la loro strada, in Aula Bunker a Mestre, dove si tiene il processo per il crack della Popolare di Vicenza, c'è stato un nuovo colpo di scena: la rinuncia del presidente del collegio giudicante Lorenzo Miazzi a presiedere, in quanto sarebbe emerso un'incompatibilità. Al suo posto il presidente del Tribunale di Vicenza Rizzo ha individuato la dottoressa De Stefano. La cosa però ha messo sul chi va là i tanti risparmiatori: tempi che si allungano, rischio di prescrizione. Il cambio in corso infatti potrebbe far chiedere ai difensori degli imputati di non acquisire gli atti dei testi fin qui sentiti, cosa possibile ma potrebbe essere non necessaria. Questo però darà possibilità al nuovo presidente di fissare una nuova udienza, eventualmente ricitando tutti coloro che sono già stati sentiti e chiedendo, mi auguro, se confermano gli esami già rilasciati. Ma se anche fosse, spiega l'avvocato, i margini di recupero ci sarebbero comunque, visto che la fase di istruzione probatoria è iniziata solo dopo Pasqua, facendo ben sperare. Mi sembra di poter escludere allo Stato un rischio di prescrizione. Certo è che le sorprese in questo processo continuano a succedere, speriamo che questa sia l'ultima. Le prossime udienze sono fissate per il 3 e 4 luglio con nuovi testi da sentire e gli adempimenti necessari per capire se quelle precedenti possono essere acquisite così come fatte. Nota positiva in questa calda estate potrebbe essere il ritorno del processo a Vicenza e il presidente Rizzo sarebbe già a buon punto. Ha già chiesto aiuto al Ministero, dovrebbe essere arrivato questo aiuto, tant'è che già si vedono le aule al pian terreno, sottoterra, in tribunale, in fase di preparazione, e staremo a vedere quali saranno i tempi, perché i tempi in teoria per settembre-ottobre la speranza è di tornare a Vicenza.